Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Cordiale buongiorno, gentili amici e amiche della Visione d'Ascolto. Dunque, prima edizione di Linea Diretta, oggi esclusivamente servizi e notizie dell'ultima ora per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Diciamo subito che sono riprese questa mattina all'alba le ricerche di David Concina, l'uomo di 48 anni disperso da lunedì nella zona di Amaro in Carnia. Come abbiamo già più volte ribadito, stanno operando i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, i volontari della protezione civile insieme al soccorso alpino. A loro sono unite anche l'unità cinofile e l'elicottero Drago, che anche stamattina sta sorvolando, partito da Mestre, il vigile del fuoco sta sorvolando la zona nella speranza insomma di ritracciare sano e salvo David Concina. Torniamo in studio perché questa mattina ne abbiamo dato notizia proprio alle 7:15, c'è stata una rapina, anzi un assalto bancomat per la precisione, all'ufficio postale di Zoppola, il servizio. Erano le 4 di questa mattina quando un forte boato ha svegliato i residenti stretti tra le braccia di Morfeo della Galleria Quattrin in via Conte Camillo Pancera a Zoppola. I ladri in azione con la tecnica dell'acetilene allo sportello automatico del bancomat dell'ufficio postale per prelevare tutto il contante al suo interno. Un'operazione messa in atto da professionisti del crimine. Il tutto in meno di 3 minuti. Al momento di andare in macchina con il servizio non è stato quantificato il bottino del furto, mentre il danno, come documentano le immagini, è di una decina di migliaia di euro. Oltre allo sportello, la deflagrazione ha sventrato il muro di un'ala dell'ufficio postale e provocato crepe al suo interno. Anche la porta di servizio dovrà essere completamente sostituita. Sul posto, per i rilievi di legge, i carabinieri della stazione di Fiume Veneto, assieme ai colleghi del Norma di Pordenone. Sotto osservazione le immagini raccolte dalle telecamere di videosorveglianza installate nel raggio d'azione dove hanno operato i malviventi. Vista l'ora non ci sono testimoni oculari che possano dare ulteriori informazioni dettagliate alle forze dell'ordine per risalire alla loro identità. Ulteriori indagini in corso. Chiaramente se avremo novità in merito a questo furto, che tra l'altro è a pochi passi dalla nostra sede pordenese di friulitv.net, praticamente dobbiamo solo aprire la porta e uscire. Insomma, come si dice, la cronaca a chilometro zero, tanto per essere in tema. Adesso cambiamo argomento, parliamo del comune di Udine per dire che ci sarà venerdì alle 11:30 sotto il portico di Palazzo d'Aronco, lato Loggia del Lionello, si terrà la presentazione di 2 monitor donati dalla Solari SPA al comune. Saranno presenti il sindaco Pietro Fontanini, Massimo Paniccia, presidente del consiglio di amministrazione della Solari SPA, l'assessore alle attività produttive, turismo e grandi eventi Maurizio Franz e Katia Bredoan, amministratore e marketing manager della Solari SPA. E ci trasferiamo adesso a Udine, restiamo a Udine nella sede della regione per parlare di endometriosi. Ieri nell'edizione precedente del nostro telegiornale abbiamo sentito le dichiarazioni dell'assessore regionale Barbara Zilli e adesso andiamo a sentire quelle della presidente dell'associazione regionale Vigilia della festa della donna. Diciamo che questa iniziativa della Despara appunto inizia il 20 febbraio su tutti i punti vendita del territorio del Friuli Venezia Giulia, compreso fino al 7 marzo. Quindi vigilia della festa della donna e comunque cade proprio in modo veramente fantastico
nella settimana europea dedicata alla consapevolezza dell'endometriosi, che è proprio la prima settimana di marzo. Poi invece tutto il mese di marzo è stato indetto come mese della consapevolezza da tutti gli stati del mondo. Il mese della consapevolezza è marzo, proprio dell'endometriosi. Restiamo al Friuli, i Sì. dati sono veramente impressionanti. Sì, molto impressionanti. È per questo che diciamo che siamo così da 20 anni, stiamo portando avanti questa tematica, perché è davvero non considerata. Ricordiamoli, 26.000 persone. 26.000 solo in Friuli, Casi Venezia Giulia, accertati sì, in Friuli ed è la Venezia Giulia. percentuale che hanno ritenuto da considerare, perché si dice che ci siano dai 10 al 15% di persone, quindi il numero si alza. Di conseguenza Attenzione che poi si tiene conto dell'area della fertilità della donna dai 15 ai 49, attenzione che non è così, si parte dall'età circa da 11-12 anni che si evidenzia questo problema e si va oltre anche i 50. è una cosa che comunque non sembra, ma ci investe da vicino. proprio. Esattamente, come diceva appunto sia l'assessore Zilli che l'europarlamentare Lizzi che la Pituelli e il capo della Despar, se io devo pensare il numero solo del 10% diventa veramente forte il numero che io posso avere solo nei centri delle persone dipendenti Despar, figuriamoci con tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia. Perfetto. Cambiamo argomento, parliamo di un'importante iniziativa. Vi diciamo subito che l'importante obiettivo dell'European Tourism Going Green, che andrà a diretto supporto delle piccole e medie imprese del settore, ha un plafond di circa 1 milione di euro per 30 mesi dall'inizio del 2021 tramite il programma europeo COSME. Metterà insieme, oltre a una selezione di micro, piccole e medie imprese, esperti di sostenibilità, istituti di istruzione superiore, le ONG, organizzazioni di supporto all'impresa e camere di commercio. Per l'Italia saranno parte del progetto la Camera di Commercio di Pordenone e Udine e l'azienda speciale Asset della Camera della Basilicata. Gli altri partner sono l'Ecotrans della Germania, la OHV Tourist Service dell'Austria, la Camera dell'Economia della Croazia, l'Associazione del Turismo di Sibiu in Romania, nata associazione legata della Bulgaria, tutti coordinati dal capofila Eberswalde University di Zenat in Germania. E con questa notizia chiudiamo qui l'edizione odierna per quanto riguarda la linea mattina. Sono le 10:58 minuti in questo momento, vediamo appuntamento nel primo pomeriggio intorno alle 14 per l'edizione giorno del nostro audio video giornale e poi chiaramente con le ultimissime, e poi nel corso del pomeriggio avremo anche la linea diretta con l'ospite, tante sorprese e novità. Dunque a più tardi e grazie come sempre per l'ascolto. Mandi. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Be
Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.